Il tavolo convocato a Roma nei giorni scorsi con gli industriali dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, non ha dato i risultati sperati. Per il momento, ha spiegato, non è possibile inserire l'istituzione della zona economica speciale per Marghera e il Polesine nel decreto dignità. Decisione che preoccupa anche il mondo politico locale. A noi siamo estremamente preoccupati. La zona economica speciale per Marghera e per Rovigo, secondo noi, era un'ottima idea che permetteva di portare occupazione e rilancio di un territorio, perché toglieva burocrazia e toglieva un abbattimento delle spese fiscali e dell'imposizione fiscale. Purtroppo questo rimandare senza una data certa ci preoccupa moltissimo. L'idea del governo è quella di fare una ZES coinvolgendo tutto il centro-nord. A noi sembra più un modo per rilanciare la palla in avanti senza una data certa. Il ministro ha preso l'impegno per una norma istitutiva della ZES nella legge di bilancio del prossimo autunno, a patto che ci sia un progetto allargato a tutte le aree complesse del centro-nord Italia. Secondo Rosteghin bisognerebbe invece agire subito. Istituire fin da subito, che è un po' la proposta di Confindustria ma anche delle associazioni di categoria, dei sindacati, fin da subito la ZES per quanto riguarda Marghera e Rovigo, e poi una volta che saranno pronte anche le altre verranno istituite in un secondo tempo. Non si può bloccare Marghera per aspettare tutto il nord Italia.